Buon pomeriggio amiche ed amici appassionati del grande futsal, è tutto pronto al Palasport di Caramagna Piemonte per questa nona giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone A. Un saluto da Enrico Longo, il pallone già nel cerchio del centrocampo con il primo possesso che sarà della formazione ospite della Futsal Cesena, che attaccherà da destra verso sinistra rispetto ai vostri teleschermi col primo possesso della formazione di Mister Osimani, che va subito dal proprio portiere Montalti, che non si fida di un appoggio semplice, mette fuori, fa la cosa più semplice da fare, quindi avrà subito una possibilità importante l'LDFC di attaccare negli ultimi metri. LDFC che arriva all'appuntamento con due vittorie consecutive anche per la Futsal Cesena. Arriva il primo tentativo di Giovanni Vincenti con la palla che sfiora il palo. Montalti, un'occhiata ai compagni, poi vuole andare dal giocatore più vicino a lui, Pieri, che allarga dall'altra parte, si cerca subito il pivot Gardelli, giocatore che ha scelto la nazionale dominicana, miglior marcatore del scorso campionato di Serie A2 Elite Girone B. Ma adesso ritorniamo live con Giovanni Vincenti che prova ad aprire. C'è Cerbone, a proposito di grandi marcatori, miglior marcatore in questa stagione con 8 gol nelle ultime 2 uscite per i suoi 12 gol totali. Pressione subito alta della Futsal Cesena che vuole andare a prendere subito sulla fase di gioco principale l'LDFC, che deve così spazzare più lontano possibile. Si allarga Montalti, che è un estremo difensore anche col vizio del gol, lui che con questa maglia ha realizzato ben 9 reti, sicuramente non una cosa solita per un estremo difensore. Si cerca ancora Gardelli, braccato da Pablo Belsito che non si fa passare, break del numero 2 che poi prova ad andare dall'altra parte, conclusione centrale, si salva Montalti mettendo in fallo laterale. Non ha sicuramente bisogno di presentazioni il portiere, classe 1997, vera istituzione di questo club con 11 stagioni consecutive a partire dal settore giovanile. Lamberti ha un po' di spazio il 27 che lascia partire la conclusione, c'è una deviazione sotto porta, vediamo di chi è stata la deviazione. La deviazione è stata di un giocatore con la maglia rosa, quindi si ripartirà con un corner che verrà battuto non a sinistra ma a destra. Quindi non nel punto in cui stava andando Bomber Cerbone, ma dall'altra parte con Giovanni Vincenti che viene incaricato di rimettere la sfera in campo. La tocca per Sandri, scambio tra i due giocatori cresciuti nella cantera giallonera, con la palla che però finisce fuori. Si riparte da Montalti. La gioca subito bassa, preferisce costruire adesso, poi arriva la solita imbucata per l'11 che riesce a controllarla. Voleva vedere poi la corrente Butturini, però trova tutto chiuso, quindi si torna ancora su quella banda con Dentini che viene fermato da Sandri. L'ultimo tocco è del numero 6, proprio davanti alla propria panchina, con tutti i giocatori ancora fermi seduti. A parte naturalmente l'ex giocatore dell'LDFC, adesso diventato allenatore, Rosario Ganci. Si torna fuori dall'ex Feldieboli, poi palla sotto porta, qui non riesce a portarla via, a strapparla Francesco Dentini. Per lui già 6 gol in questa stagione. Grande assenza della sfida invece per quanto riguarda i colori della Futsal Cesena. Diego Ezequiel Fernandez, fuori per un infortunio, arrivato dalla Serie A argentina appunto. Pablo Belsito rischia qualcosa, arriva la conclusione da fuori di Butturini, palla out, sfera contro i cartelloni pubblicitari del Palasport di Caramagna Piemonte. Vincenti questa volta ha un po' di spazio, poi si appoggia dal proprio ultimo, ancora al 14. È bravo qui Butturini, vorrebbe un tocco di mano alla formazione piemontese. Tocco di mano che però non è stato ravvisato. Gardelli, questa volta è lui ad imbucare. Cerbone anticipa, subisce anche una spinta. Arriva così il primo fallo di questo primo tempo tra LDFC e Futsal Cesena. Quando ci siamo lasciati alle spalle poco più di 2 primi. 17:58 ancora a giocare di questa prima frazione. Partita, lo ricordiamo, valida per la nona giornata. Con l'LDFC a quota 16 punti, sono invece 8 punti nella formazione romagnola fino ad ora conquistati. Nicolò Sandri, palla c'è, palla non c'è, poi prova ad andare in parallela da Giovanni Vincenti. Non è però precisissimo il suo suggerimento, può così rimetterla in campo Butturini. Palla avanzata, dove però non c'è nessuno che può giocarla. Riparte così l'LDFC con Sandri che viene schermato molto bene in questa situazione dal numero 7 Francesco Dentini.
Bravo il classe 92 a mettersi sulla linea del passaggio. Pablo Belsito, quindi Vincenti, cerca Flo, adesso la manovra giallonera con Sandri. Situazione di 4-0, si prova a mettere in proprio Bomber Cerbone, poi arriva anche ad aiutarlo Vincenti. Grande parata di Montalti. Non c'è un attimo di respiro in questa fase della partita, con Sandri che ne recupera un'altra, quindi Cerbone vuole ancora offrire per Sandri. Si sono chiuse le maglie con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta prima di uscire in fallo laterale. Montalti con i piedi, va direttamente da Gardelli. Bravo l'aiuto, buono l'aiuto, scusate, difensivo di Vincenti. Quindi Cerbone, spalla alla porta, vuole fare subito sportellate il numero 11, che poi va da Vincenti. Non si chiude il tandem tra i due, situazione di 3 contro 2 dall'altra parte, con Pieri che voleva allargare per il 7. Bravo però Pablo Belsito, con il piedone a mettere fuori. Ha tentato di far male in transizione offensiva la Futsal Cesena. Molto però valido il ritorno difensivo degli uomini di mister Rosario Ganci. Butturini guarda avanti, poi preferisce andare indietro da Pieri. Ancora il 21, lo prende in carica Cerbone. Cerbone e Vincenti in questo momento sono i due giocatori più avanzati a portare pressione. Poi vorrebbe la sfera Lamberti, che ha capito che nessuno sarebbe potuto ritornare. Però forse c'è stata una deviazione, e così, deviazione proprio dell'estremo difensore di casa, quindi si ripartirà con un corner dalla destra. Ha ingannato anche noi il movimento alla ricerca della sfera del 27. Movimenti e contromovimenti a cercare di liberare i terminali offensivi. Gardelli prova con coordinarsi, la prende completamente in volto Sandri, poi sportivamente il numero 11 dominicano va a sincerarsi delle condizioni del laterale piemontese. Palla fuori per Pieri, c'è ancora una deviazione. Questa volta è stato Cerbone a salvare la propria porta. Partita subito dinamica, come ci aspettavamo alla vigilia, come si aspettavano anche i due tecnici. Conclusione poi ancora da fuori con il bugger di Lamberti. La palla ancora una volta ha varcato la linea laterale del rettangolo di gioco. Rimane così in attacco la Futsal Cesena. Questa è la prima volta che le due formazioni si affrontano. Storie diverse le loro, ma accomunate da un grande percorso che le ha portate fino a qui. Butturini torna dal proprio portiere. Montalti alza la testa, va proprio da Gardelli. Situazione che hanno provato e riprovato anche in allenamento. E bravo questa volta Lamberti. Quindi Pablo Belsito gioca a memoria Sandri. Si va nell'angolo da Cerbone che prova a portarla via. Ha un cliente comunque molto scomodo. Riesce comunque a guadagnare un corner l'LD. Con Sandri che va con calma a recuperare la sfera. Poi guarda i compagni, prova a liberarsi Belsito. Il pallone era sul secondo palo, è messo però molto bene Montalti, che poi prova subito a lanciare Dentini. 1 contro 1 con Vincenti, prova a nascondergli al numero 7, poi conclude. Conclusione strozzata anche per via dell'intervento del 14, può così addomesticarla facilmente Lamberti. Belsito Vincenti. Tra le linee per Sandri. Il 6 poi vuole la palla in profondità, è perfetto però Dentini, che fa valere tutti i suoi centimetri, si allunga e la mette fuori di testa. Ci siamo lasciati alle spalle i primi minuti di questa partita, ancora 15 primi e 49 secondi da giocare. Siamo proprio nella fase iniziale di questa sfida, con l'LDFC che attacca con Sandri. Belsito. Gardelli gli porta la pressione, rischia qualcosa Belsito che poi deve spazzarla via. Arrivano i primi cambi, con l'ingresso sul parquet da una parte di Adria Onea, dall'altra parte di Nabil Errassuni. Pivot arrivato solamente quest'anno, il primo anno per lui con questi colori, classe 1999, ex Cesa Gatteo Calcio. Gioca il primo pallone del suo pomeriggio, fronteggiato ancora da Belsito, torna indietro da Pieri. Poi si va sulla banda di destra, viene ancora cercato il pivot. Butturini va fuori da Pieri. Rassuni fa sportellate con il solito Belsito, l'ultimo a toccarle è stato il giocatore nella Futsal Cesena. Volto nuovo anche per l'LDFC adesso in campo, con Leonardo Scavino arrivato dall'Orange Futsal Asti. Formazione storica nel calcio 5 piemontese, non solo. Cerbone prova a girarsi, Pieri lo francobolla. Cerbone allora va proprio da Scavino che non riesce a controllarla, quindi si va già dall'altra parte con Dentini che prova ad aprire per Rassuni. Suggerimento largo,
ma è sicuramente buono qui il movimento in diagonale di Errassuni, che ha provato ad arrivare sul secondo palo per poi indirizzare la palla verso la porta difesa da Enrico Lamberti. Nulla di fatto in questa situazione, si rimane ancora fermi sullo 0-0 iniziale. Dos Santos, il 96 va dal capitano, il 10 prova a mettere in parallela per Cerbone. Ancora perfetto in fase di copertura però il team romagnolo. Dos Santos, quindi Scavino, 1 contro 1 con Pieri, arriva anche il blocco di Oanea, un pick and pop cestistico, poi la palla in profondità, non riesce ad arrivarci Cerbone. Montalti ancora con i piedi a ricamare, gran palla sulla banda di destra, e grande intervento di Lamberti. Adesso sono un po' scoperte le due squadre, ci prova Cerbone che riesce a passare, non però servire Scavino, quindi con calma e con esperienza Butturini. Poi c'è anche un colpo tra Pieri e Cerbone, fallo del numero 11 di casa. Viene pareggiato anche il computo dei falli con un fallo a testa commesso dalle due formazioni. Ad avere la peggio in questo scontro è stato Nicolò Pieri, centrale classe 2002, quarto anno con questi colori, per lui anche convocazione in nazionale maggiore, oltre ad essere stato uno dei perni della nazionale under 19 italiana. Butturini va da Errassuni che riesce a girarsi molto bene in piede perno, viene fermato in modo irregolare da Gallo, che finisce sul taccuino dei cattivi, il primo ammonito del pomeriggio, Lorenzo Gallo. E si ripartirà quindi con un calcio piazzato da una posizione interessantissima per la Futsal Cesena. Qui è stato molto bravo il pivot a prendere prima posizione e poi a girarsi sul piede perno. Vanno a colloquio Pieri e Gardelli. Vediamo chi sarà dei due a scoccare questo tiro, se ci sarà un gioco, uno schema prima di calciare la palla verso la porta di Lamberti. Rincorsa lunghissima del numero 11 Cristian Gardelli. Piazza la barriera Lamberti con un solo giocatore al limite dell'area, Cristian Dos Santos. Parte la rincorsa del numero 11 di Cesena con la parata sul secondo palo di Enrico Lamberti, che risponde presente, parata di posizione del classe 2003. Palla ancora in mezzo, questa volta c'è Oanea che la sporca, può così gestirla con le manone Lamberti, che poi vuole andare subito da Scavino, gioca una fast in questa situazione, nulla di fatto, ma l'LDFC si salva e riesce ad evitare la marcatura ospite con un ottimo piazzamento del proprio estremo difensore. Si riparte con Butturini, ancora il 15, va da Gardelli che nel frattempo è rimasto in campo dopo il calcio piazzato. Pieri, taglio di Butturini, 1 contro 1 in banda con Dos Santos, che però non si fa superare da Pritoni. La rimetterà in campo proprio il 23. Pieri, si abbassa Butturini, qua c'è un errore poi in fase di costruzione con Scavino che se la trova lì, ma in qualche modo arriva l'intervento prodigioso di Montalti. Che occasione che ha avuto l'ex Asti, a tu per tu con l'estremo difensore avversario. Oanea gioca per Gallo, intervento di Pieri che mette fuori, poco distante anche dalla nostra postazione. Occasionissima su calcio piazzato per la Futsal Cesena, risposta con Scavino per quanto riguarda i colori dell'LDFC. Si rimane però fermi sul risultato iniziale 0-0 quindi. Gallo, Oanea, quindi Dos Santos. Si fa vedere Pritoni per cercare di portare via la palla all'italo brasiliano, non riesce però a farlo il 23, deve abbassarsi la manovra dell'LDFC con Gallo che va nell'altro angolo, l'angolo opposto, dove avrebbe voluto la presenza di Scavino, che però in questa situazione non è potuto arrivare sulla sfera. Continua a proporre il 3-1 con Gardelli, giocatore più avanzato la Futsal Cesena. L'11 controlla, poi gioca dietro. Primo pallone toccato da Zandoli. Pritoni lotta ancora sulla fascia di sua competenza, ancora però bravo Dos Santos a non farsi superare. Zandoli va da Dentini, ancora una palla quasi recuperata dalla coppia Scavino-Anea. Veloci e rapidi a cercare di rendere le cose più complicate possibili in fase di costruzione alla Futsal Cesena. Scavino al piccolo trotto, uno sguardo ai compagni, poi va da Lorenzo Gallo.
Dos Santos offre la linea del passaggio Gallo, che prova ancora ad aprire. Palla troppo larga. Apprezzato però il tentativo, il suggerimento del compagno Daniele Cerbone. Si fanno sentire i tifosi di casa, sempre molto caldi per le partite casalinghe dell'LD. Montalti prova ancora a disegnare da un portiere all'altro con la smanacciata di Lamberti. Arriva poi Dentini, palla per Gardelli che si gira, lascia partire il sinistro, palla che colpisce il palo. Si salva l'LDFC per questione di centimetri. Gardelli non ha trovato il 9° gol della sua stagione. Pritoni deve tornare indietro da Montalti. Montalti va a cercare Gardelli, la palla però colpisce il soffitto del Palasport. Si ripartirà quindi con un fallo laterale per l'LDFC. Ritorna in campo Giovanni Vincenti, che va a rimuovere Lorenzo Gallo. Anche è stato richiesto l'intervento dello Spazzolone ad andare a rimuovere una pozza di sudore. Adesso però si può ripartire con Giovanni Vincenti. Dos Santos, palla per Cerbone che torna indietro dal classe 96. Cristian Xavier Dos Santos. C'è poi anche un tentativo di blocco di Scavino che si apre. Palla per Giovanni Vincenti. Cerbone se la mette a posto con la suola, poi conclude verso la porta. Grandissima giocata di Cerbone con la palla che non va di troppo alta sopra la traversa della porta difesa da Montalti. Montalti, Gardelli, numero 11 lotta, fa la voce grossa, riesce a mantenerla sul rettangolo. Zandoli, viene poi ancora lanciato il pivot di Cesena, palla però larga troppo per lui. Bel sito, Dos Santos, Vincenti. Dos Santos, posizione di ultimo, delicatissima come sempre in questo sport. Cerbone con l'esterno di finezza. Montalti ha capito però tutto, abbandona la propria area per mettere fuori questo pallone con grandissima sicurezza. L'estremo difensore classe 97 ha letto bene l'azione offensiva dell'LD, ha scelto il tempo giusto per uscire dalla propria area e mettere fuori. Dos Santos la lascia scorrere sul rettangolo, poi va da Cerbone che prende posizione davanti a Zandoli. Palla per Vincenti, finta di corpo, si accentra Vincenti, una deviazione la mette fuori. Occasionissima in questa situazione per l'LD, quando il tabellone luminoso recita 11-11. 11 primi e 11 secondi ancora da giocare di questi primi 20 minuti di partita. Dos Santos scodella per Vincenti, grande intervento però di Dentini. Palla troppo lunga poi per Errassuni. Bel sito, Vincenti, bel sito, tutto in un fazzoletto. Cerbone, blocco di Dos Santos, ci ha messo la punta del piede Enrico Zandoli, centrale classe 1992. Un gol per lui in questa stagione, lui che sta disputando la 7ª con la Futsal Cesena. Dos Santos sulla banda di sinistra rischia tantissimo, la palla viene soffiata, Errassuni dalla distanza, ci prova. È bravo a dire di no Lamberti. Vincenti contro Pritoni che nel frattempo ha cambiato banda. Dentini se ne va, supera Dos Santos, poi sfida con un tocco sotto Lamberti. La palla esce di pochissimo, ma che giocata ha fatto Dentini, mamma mia, con quanta qualità se n'è andato, con quanta qualità ha provato a finalizzare. La palla però è uscita per questione di centimetri, si rimane così fermi, ancorati sullo 0-0. Dopo il palo di Gardelli, anche la giocatissima del numero 7 di mister Osimani, con l'LDFC che però dall'altra parte non sta a guardare e ha provato in più di un'occasione con i propri terminal offensivi ad offendere e a fare male. Zandoli, Montalti, si apre anche il piatto, fuori misura per Errassuni.
Sandri, Dos Santos. Sfida ancora Dentini, che prima ha avuto la meglio nella sfida. Vincenti, Dos Santos. Ennesimo duello tra il 17 e il 7. Ha guadagnato qualche centimetro Dos Santos, che poi si allarga. C'è però gli Errasuni, tunnel ai danni di Dos Santos. Non riesce a controllarla qui sotto la nostra postazione Dentini, che poi va prontamente a recuperare la propria posizione di laterale destro della sua formazione. Dos Santos, lato per Vincenti, che prova a mettersi in ritmo. Bravissimo però Butturini a fermarlo in modo irregolare, però secondo il direttore di gara avrebbe utilizzato troppo le mani il numero 15 nei confronti del 14 di casa. Vincenti, Cerbone, il miglior marcatore del girone, prova a girarsi ma la palla gli viene soffiata. 3 contro 1 con Zandoli che conclude. In qualche modo si salva ancora l'LDFC, ma che partita sta facendo la Futsal Cesena, che sta continuando ad attaccare col piede sull'acceleratore. Dall'altra parte Cerbone offre per una corrente che però non arriva, perché era dietro Sandri in questa situazione. Rischia qualcosa Montalti, che poi con tutta l'esperienza di questo mondo ci mette una pezza e spara alto sul soffitto. Cambia ancora nel reparto avanzato, con Errasuni fuori, al suo posto il solito Cristian Gardelli. In campo anche Riccardo Traversari con la maglia numero 14, Oanea. Vuole mettere a posto i suoi, si abbassa così Vincenti. Da Vincenti a Sandri, ancora Vincenti. Cercato Cerbone che viene anticipato Gardelli, poi con le sue grandi falcate in uscita Lamberti, il vero e proprio protagonista di questa prima parte di partita. Anche preso un colpo Lamberti, si deve così fermare il gioco qui al Palasport di Caramagna, Piemonte. Abbiamo visto un'azione sicuramente molto interessante, con Gardelli che è riuscito con la corsa a prendere il tempo a tutti, e dall'altra parte la risposta all'ennesima di questo pomeriggio di un Enrico Lamberti stoico, che ha cominciato come meglio non avrebbe potuto questa stagione, nonostante la giovanissima età. Lo ricordiamo, lui è un classe 2003, sta giocando da assoluto esperto della categoria. Ripristinata la situazione per quanto riguarda il giocatore cresciuto con questi colori. Butturini proprio per Traversari, che prova qualcosa tra un tiro e un passaggio per Gardelli. Conclusione però larga, che non trova nessuno, né la porta né il compagno di squadra. Oanea. Si abbassa Pablo Belsito nella sua zona di competenza. Apertura di Oanea, che poi chiede scusa ai compagni di squadra per questo suggerimento del tutto sbagliato. Non è riuscito qua nel proprio intento Andrea Oanea, con il compagno di squadra che si stava accentrando. Lui invece aveva cercato l'ampiezza con questa soluzione. Traversari. Montalti si è allargato, aveva lasciato per qualche secondo lo specchio sguarnito. Palla recuperata dall'LDFC. Con un fallo laterale che ha il profumo di calcio piazzato, Vincenti allarga per Belsito, che sembra per un attimo voler concludere, poi ragione, va da Oanea. Scambiano ancora i due giocatori più esperti della formazione di casa. Gardelli a metterci una pezza. Cerbone di prima da Vincenti. Allarga per Oanea il 14. Rischia tanto il 10. Butturini accorcia e recupera la sfera. Zandoli. Montalti si allarga e gli offre la linea del passaggio. Poi va da Gardelli, che prova a coordinarsi. Complicata qui la giocata tentata da Gardelli, che comunque ringrazia il proprio portiere per aver creduto in lui e nei suoi fortissimi e potentissimi mezzi atletici e tecnici. A proposito di grandi mezzi, Cerbone la mette in mezzo. Deviazione di Montalti. La palla non è uscita. Adesso sì, perché è stato difettoso il controllo successivo di Butturini. Rimane così in attacco il team giallo-nero, con Oanea che prima di andare a rimettere la palla in campo vuole il giusto posizionamento dei compagni di squadra. Belsito si abbassa. Palla per Vincenti, a due mani Montalti, poi ancora Oanea. Si salva la difesa della Futsal Cesena. Ancora a catechizzare i suoi, il giocatore di origini romene, che ha vestito anche la maglia della propria nazionale. Belsito, l'ex Came, va da Vincenti che si gira al 14, poi conclude. Paratissima di Montalti, ancora Vincenti, c'è una deviazione. L'ultimo a toccare è stato Zandoli. Corner LDFC.
Movimento da pivot puro quello di Giovanni Vincenti, che si è girato, poi ha concluso subito senza pensarci due volte. È andato così vicino al gol. Oanea per Cerbone, francobollato da Gardelli, poi palla che viene spazzata nella terra di Enrico Lamberti. Vincenti si è già abbassato, Oanea, bel sito, deve cercare di nuovo di ottenere le giuste spaziature all'LD, rischia qualcosa e arriva al fallo di Cerbone. Fallo commesso su Zandoli che l'aveva anticipato, si era messo davanti. Butturini, servito da Pieri. Palla per il solito Gardelli che addirittura la alza con un mezzo palleggio, poi torna dietro da Nicolo Pieri. Quindi Victor Butturini. Gardelli. Blocco di Butturini, l'11 preferisce andare dal proprio ultimo. Pritoni per Montalti. Gardelli controlla, va di prima da Butturini che ha lo spazio per andare ancora dal proprio pivot, bravissimo però a sradicargliela bel sito, che poi subisce anche un colpo. Fallo della Futsal Cesena. Vorrebbe subito rimettere la palla in campo Cerbone, si continua così a giocare con Oanea, finta e controfinta, ancora al 10, bel sito quindi. Scambiano il 2 e il 10, gran palla per Gallo, quasi in isolamento. Gallo va dall'altra parte per Cerbone, blocco di Oanea che poi si allarga. Gardelli se la trova lì, Butturini rischia qualcosina, permette però l'intervento di Montalti. Il numero 1 va in attacco, anticipo netto di Belsito. Gardelli prova a sfidare e salta Oanea, non però Belsito che aveva capito tutto ed in copertura preciso come sempre. Lascia scorrere la sfera fuori. Poi vorrebbe infatti la rimessa laterale, non è dello stesso avviso però il direttore di gara che era lì a pochi centimetri dall'azione. Palla sul primo palo, mette fuori Lamberti, preferito non lasciare scorrere e non rischiare l'estremo difensore dell'LD. Palla scodellata, Pieri la controlla, lascia partire il mancino, bravo Gallo a metterseli davanti, a mettere fuori. Ben posizionato l'ex L84, 6 gol per lui in questa prima parte di campionato. Pieri. Ancora il 21, anticipo netto di Belsito, che poi guarda per un attimo i compagni, bravissimo Pieri a portargliela via, completa l'opera Gardelli. Pritoni si fa vedere, Gardelli vuole andare da solo, prova a nasconderla a Dos Santos. Dos Santos però non ci sta e guadagna la rimessa. Gallo, Scavino, bel sito, Dos Santos con il petto, Pieri davanti alla propria panchina a mettere fuori. Il vice capitano dell'LD dialoga con Gallo. Ritornato nel frattempo sul parquet anche Leo Scavino che prova a scodellarla per Gallo. Era uscito anche Montalti, palla però per questione di centimetri larga. L'ex Feldi gira per Montalti. Rassuri controlla, si allarga un po' troppo la sfera, è arrivato Gallo, ha allargato la gamba a Rassuri che non può far altro che prendere il 7. Poi mentre stava parlando proprio col direttore di gara, Scavino aveva approfittato per rimettere la palla in campo, tutto però fermo. Quarto fallo degli ospiti. Sono 3 invece le infrazioni commesse in questo primo tempo dall'LDFC. Dos Santos offre il passaggio Gallo che poi però deve tagliare ed andare a occupare lo spazio. 1 contro 1 tra Dos Santos e Pieri. Se la mette sul mancino il 17, lo lascia partire e c'è una deviazione sotto porta, ma il gol è tutto di Cristian Dos Santos che sblocca la partita. LDFC 1, Futsal Cesena 0. Ha sbloccato la partita il laterale brasiliano classe 96, arrivato in questa stagione dalla Canottieri Belluno, terzo gol stagionale per lui e grande gioia naturalmente sugli spalti
del Palasport di Caramagna, che continua a spingere i propri beniamini con Sandri che calcia. C'è una deviazione, palle in corner, si fa sentire adesso con i propri compagni di squadra Pieri, non soddisfatto dell'atteggiamento che hanno avuto i compagni di squadra nelle ultime azioni offensive dell'LDFC. Scavino controlla con la suola, poi va da Gallo che allarga dall'altra parte. Apprezzato sicuramente il suggerimento, visto il cenno di ok Sandri, non è riuscito però ad agganciare la sfera. Dentini, pressione alta adesso dell'LD, suggerita anche da Mister Ganci. Palla persa dalla Futsal Cesena. Dos Santos, autore del gol che per adesso sta decidendo questa sfida. Ancora Dos Santos contro Pieri, prova a saltarlo, si disinteressa della sfida Pieri. Considerato tutto regolare dal direttore di gara. Pieri poi chiede anche scusa a Dos Santos per questo intervento, non sappiamo se falloso ma sicuramente ruvido. Pritoni che ha cambiato banda. Errassuni la lascia rimbalzare, poi vuole controllarle, bravissimo però Scavino che mantiene il baricentro basso e accompagna fuori il più diretto avversario. Gallo, lato lato con Scavino, si accentra Alex Asti, quindi Gallo, Pritoni esce, si immola, mette fuori. È stato rapido qui il laterale, classe 2004, ex Bologna e Imolese tra le altre. Scavino, Gallo, Sandri, va in profondità Scavino, Gallo va da Cerbone che di prima disegna per Sandri che prova a coordinarsi, non riesce a tirare, la mette in mezzo dove non c'è però nessuno, sono Montalti. Dentini, quindi Pieri, ancora al 7, la gira per Errassuni che ha preso il tempo a Sandri, non è riuscito proprio in un secondo momento a fermarla. Gallo, colpetto Pritoni, ancora ben messo in campo. Scavino, controlla e si gira. Vuole ancora il possesso 72 che però perde qualche metro del campo. Poi è difettoso il controllo di Sandri che viene incoraggiato dai propri tifosi. Non è riuscito qui a fermare la sfera il vice capitano di Rosario Ganci. Cambia ancora il proprio pivot Mister Osimani dall'altra parte. Montalti rischia qualcosa, Cerbone l'aveva trovata. Era stato bravo in questa situazione Pieri ad andare a sostituire il proprio portiere. Avrebbe voluto un fallo Cerbone dopo questo contatto con l'avversario. Dentini, Pritoni, anticipato Cardelli, ultimo tocco e di un giocatore dell'LD con Dentini che ne approfitta subito, va da Pritoni ma Cerbone ci mette la testa e mette fuori con prontezza. Poi va ancora dall'arbitro, molto probabilmente per la decisione di prima. Ancora qualcosa da dire il pivot piemontese di origini napoletane. Scavino accorcia, gestisce, gliela porta però via Pieri che poi prova anche a concludere. C'è un contatto con Gallo, tutto regolare, si sta facendo molto correre in questa fase del gioco. E prima di tornare a vivere questi ultimi 3 primi di partita, un time out richiesto, quindi 60 secondi di pausa anche per noi col commento.
Si ritorna con questi ultimi 3 giri di lancette. Possesso LD con Vincenti che scambia con Pablo Belsito. Sandri di Suola per Belsito, quindi Vincenti. Si è abbassato Cerbone che serve Vincenti, 1 contro 1 con Montalti. Intervento risolutivo dell'estremo difensore della Futsal Cesena, Gardelli. È uscita molto bene da questo time out l'LDFC. Vediamo la risposta della Futsal, che non si chiude perché c'è l'ottimo posizionamento di Enrico Lamberti. Vincenti, diagonale per Cerbone. Ha capito tutto Dentini. Gardelli si abbassa, vuole giocarsela adesso dalla sua metà campo. Sandri, situazione di 3 contro 1. Sandri si vuole mettere in proprio, ma si è allungato però in modo impeccabile Pieri, che fa vedere tutte le sue qualità. Grande senso della posizione. Scivolamento difensivo, poi intervento con i tempi giusti a mettere fuori. Belsito controlla e gira per Vincenti. Ancora l'argentino. Questa volta c'è l'imbucata per Cerbone. Uno sguardo al taglio dei compagni. Va da Vincenti, mette fuori Dentini. Rimane in attacco l'LDFC, che dopo qualche difficoltà nel corso di questo primo tempo sembra aver preso coraggio. Coraggio che è arrivato soprattutto dopo la marcatura che per adesso sta decidendo la sfida di Dos Santos. 2 minuti esatti ancora da giocare prima della sirena del primo tempo. Vincenti da fuori. Deviazione del solito Dentini. Palla poi buttata sul soffitto da Pritoni. Vincenti riceve, controlla con la suola. Gardelli però è già lì, mette fuori. Da sottolineare anche l'ottimo lavoro in fase difensiva da parte del pivot della Futsal Cesena, che oltre ai gol sta anche aiutando molto la propria squadra quando il possesso è degli avversari. Vincenti prova a passare tra i due, non riesce però a passare. Dentini quindi già dall'altra parte, ma proprio da Gardelli che allarga sul secondo palo. Ottimo ancora Lamberti che poi la mette fuori con le mani, non trova nessun compagno. Fa la cosa più corretta da fare in queste situazioni, piuttosto di rischiare qualcosa di grosso, mettere la palla out. Butturini con la punta per Pieri. Si va da Dentini. 3 giocatori sulla stessa linea e Gardelli invece ad occupare lo spazio più in profondità. Si abbassa adesso l'11. Butturini però preferisce andare dall'altra parte da Pieri. Poi arriva l'imbucata di seconda con la testa Belsito, controlla Cerbone, fa sportellate, si gira nel cerchio del centrocampo. Ancora Vincenti, c'è un po' di spazio, lascia partire il mancino. Montalti a dire di no. Palla che non è uscita. Dos Santos, Cerbone allarga per Belsito che lascia partire la conclusione. Deviazione di Gardelli, poi c'è la parata di Montalti. Gardelli la tiene lì. Va da Pieri. Quindi Butturini. Respira adesso la Futsal Cesena, predica calma anche l'estremo difensore. Gardelli. Sfida Belsito, la tocca poi per Dentini! E arriva un miracolo di Enrico Lamberti! Pelle d'oca al Palasport di Caramagna, con una paratissima, riflessi clamorosi di Enrico Lamberti. Voi che la state seguendo su YouTube, poi rimandate indietro per andare a vedere e rivedere questo gesto tecnico. Nel frattempo Dos Santos alza la testa, serie di finte del 17, deviazione di Gardelli. Avrebbe voluto la deviazione con un tocco di mano Gardelli, poi con eleganza va, prova a lasciare partire il tiro. Dos Santos, gran parata, squadre spaccate in questi ultimi 30 secondi con Cerbone, ma c'è Pieri che fa vedere un'altra grandissima cosa in fase difensiva. Che finale di primo tempo qui al Palasport di Caramagna Piemonte, con una parata sensazionale di Lamberti che ha messo il mantello ed è andato a togliere la ragnatele dal 7. Belsito, Cerbone, gliela tocca Pieri, ancora Cerboni, rimane basso Montalti, poi Cerboni viene toccato, c'è un fallo di Pieri, il quinto fallo anche in questo primo tempo della Futsal Cesena. Suona quindi la sirena ad andare ad indicare il bonus. Vediamo se riuscirà a sfruttare questa situazione di falli in questi ultimi secondi di primo tempo l'LDFC. Adesso nel frattempo c'è una riunione praticamente nel punto della battuta, con anche Enrico Lamberti che va a prendere parte alle operazioni. Poi lasciano tutti
la sfera, rimane solo lì Cerbone. Vediamo quale sarà la decisione, vediamo quale sarà stato l'ordine del giorno di questa riunione. Con Cerbone che prende una rincorsa lunghissima. Parte adesso il numero 11, imbucata per Vincenti, ha capito tutto Montalti. Ultimi 14 secondi. Palla fuori misura qui per Dentini che si dispera. 9 secondi, vediamo se ha ancora una possibilità l'LDFC con Vincenti che stoppa, Pieri è lì dietro, poi cerca la palla Vincenti, commette fallo. Fallo questa volta commesso dai padroni di casa. Grande sportività poi da parte di Giovanni Vincenti che chiede subito scusa a Pieri. Mancano appena 2 secondi al termine dei primi divertenti 20 minuti. Abbiamo visto solo un gol, ma abbiamo sicuramente visto tante cose interessanti in questa prima parte di LDFC Futsal Cesena, con i padroni di casa che vanno negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Cristian Dos Santos. Noi ci sentiamo dopo la pausa per vivere insieme il secondo tempo.
È tutto pronto per questo secondo tempo tra LDFC e Futsal Cesena. Dopo i primi 20 minuti di gioco, padroni di casa avanti 1-0 grazie alla rete di Cristian Dos Santos. Primo possesso di questo secondo tempo sarà proprio dei padroni di casa dell'LDFC, che attaccheranno da destra verso sinistra. Cerbone la fa rotolare verso Pablo Belsito, giù il gettone, si parte con i secondi 20 minuti. Oanea, Belsito, ancora capitano Oanea, che fraseggia convincenti, quindi Oanea elude l'intervento di Gardelli, poi si lancia in profondità, l'LD però rimane bassa con Cerbone. Belsito, Dentini come sempre molto aggressivo, Cerbone controlla, va da Oanea, controllo e tiro di Oanea, è bravo a mettere fuori prontamente subito Victor Butturini. Rimessa in attacco dell'LD con Giovanni Vincenti, il canterano di padroni di casa. Va da Belsito, volto nuovo invece di questa stagione. Lamberti con calma può controllare, poi cerca Cerbone, fuori misura per il suo suggerimento. Nessun problema per un Montalti protagonista, come è stato protagonista anche Enrico Lamberti nei primi 20 minuti. Gardelli, ancora il dominicano, a fare sportellate con Belsito. Pieri, quindi Butturini, colpetto Gardelli, poi torna dietro. Giocata qui di Dentini, che aveva superato Vincenti, che viene ammonito per questa decisione, per questo intervento sicuramente irregolare. Primo fallo di questo secondo tempo e prima ammonizione dopo il giro di boa. Piazzato affidato a Butturini. Pieri si abbassa e riceve Dentini, fronteggiato subito dalla pressione altissima di Adrien Oanea. Belsito poi col piedone, non va per le sottili, mette la palla contro il soffitto del Palasport di Caramagna. Si ripartirà con un fallo laterale per Dentini e soci. Il 7 va da Butturini, che lascia Dentini. Gardelli, distante questa volta dall'attacco della sua squadra. Finta di Dentini, che poi imbuca per Gardelli. Controllo elegante di Cerbone. Vincenti, 1 contro 1, allarga per Oanea, che pensa per un attimo il tiro, poi preferisce andare da Pablo Belsito. Gardelli ha capito tutto, recupera la sfera, prova poi a mettersi in proprio sulla banda. Non ci sta però Belsito, che imbuca per Cerbone. Probabilmente non c'era lo spazio sufficiente per quel tipo di passaggio. Troppo vicini i due giocatori. Non si è chiuso così questo attacco dell'LD. Poi sfera nella terra di nessuno. Lamberti, Vincenti, Belsito. Gardelli ancora a rendersi pericolosissimo anche senza palla. Quando la palla non arriva dai compagni, Gardelli se la va a cercare, come in questa situazione. Si mette sulla linea del passaggio e cerca di riciclare i possessi. Pieri passa, poi scuda. Montalti, è stato bravo Belsito a portare avanti con il corpo Gardelli, mettendolo così fuori causa. Impossibile per lui arrivare su questo passaggio. Belsito un po' di spazio, passa e taglia, si allarga. Belsito ancora dall'altra parte per Vincenti, scambiano ancora i due, poi si va da capitano Oanea. Avanza a piccoli passaggi l'LD, che supera la mediana, torna poi indietro ancora da Oanea. Palla imbucata per Cerbone. Solito duello con Pieri, che ha la meglio in questa situazione, poi si allunga, non è riuscito a trovare la palla, ha trovato invece un avversario. Qui vorrebbe un'ammonizione il pubblico di Fede LD. Ammonizione che arriva in un secondo momento, viene ammonito così anche Pieri, che poi chiede sportivamente scusa a Pablo Belsito. Partita con tanti contatti, ma partita sicuramente all'insegna del fair play e della sportività tra LD e Futsal Cesena, con le due squadre che naturalmente vorrebbero portarsi a casa l'intera posta in palio per continuare la striscia positiva, con 6 punti guadagnati da entrambe le formazioni nelle ultime 2 uscite del campionato di Serie 2 Elite Girone A. Però naturalmente solo nelle due squadre riuscirà
a muovere la classifica, a meno che non arrivi un pareggio, e quindi in quel caso si dividerebbero la posta in palio le due formazioni. Bel sito, Cerbone si gira, ma Piere è ancora lì. Mamma mia, che lavoro sta facendo Piere, che poi riceve anche giustamente il 5 di Andrea Montalti, che ringrazia per l'intervento il compagno di squadra. Oanea taglia, libera spazio Belsito, riceve così indisturbato Vincenti. Si è staccato Gardelli. Oanea, palla per Vincenti che deve addomesticarla e riesce però a farlo. Cerbone, 1 contro 1 con Gardelli, se ne va Cerbone, poi prova anche a saltare Pieri. Sempre prezioso, con l'LD che attacca e Pieri che tiene in piedi la partita. Oanea, bel sito. Si va sulla destra da Vincenti. Bravo Butturini a mettere fuori con la punta. Bel sito ancora da ultimo. L'ex Came va da Oanea. Ancora l'argentino. Scivola per un attimo Dentini. Oanea ne approfitta, in buca per Vincenti, che controlla prima col piede, poi con una mano. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Poi arriva un fischio in un secondo momento sull'intervento irregolare di Gardelli. Sicuramente l'intervento è stato irregolare da parte di Gardelli, però c'è anche stato un controllo con una mano precedente di Giovanni Vincenti, che sicuramente non ha colpe per questo stop, però dopo che aveva gestito la sfera ha trovato il controllo con la mano. Solito collocchio prima di rimettere in campo la sfera col calcio piazzato. Poi si allontanano Vincenti o Oanea. Rimane Cerbone sul punto della battuta. Poi torna indietro Oanea. Sono due i giocatori in questo momento che potrebbero scoccare la conclusione. La lascia di Cerbone. Rimane solo il capitano dell'LD che la gioca per Vincenti. Ancora Oanea. Fa scudo la difesa. Può così gestirla senza difficoltà Montalti, che poi prova a giocarla con i piedi. Palla oltre la linea di porta. Dos Santos, l'autore del gol che per adesso sta decidendo la sfida. Ancora Dos Santos. Pritoni prova a sbarrargli la strada. Buono poi il tentativo di break da parte di Errassuni, che dà qualche secondo di respiro a Cristian Gardelli, titolarissimo di questa formazione per quanto riguarda il ruolo di pivot. Sandri, lato lato con Vincenti. Cerbone prova diagonale che non si chiude. Dos Santos poi a caricarsi per questo intervento. Esulta quasi come aveva esultato prima in occasione del gol. Nel momentaneo 1-0. Pritoni. Errassuni si muove molto bene. Trova l'angolo Vincente. Gol fantastico praticamente a giochi rotti di Errassuni, che riporta la sfida sull'1-1. Doccia fredda questa per i padroni di casa dell'LDFC, che avevano cominciato molto bene questo secondo tempo. Poi ha sfruttato però una bella occasione la Futsal Cesena con il proprio pivot Nabile Errassuni, che trova il secondo centro di questa stagione e riporta soprattutto questa sfida valida per la nona giornata sull'1-1. La ripresa così la Futsal Cesena, pisata poi di Cerbone. Ha capito tutto però la Futsal Cesena. Ancora Cerbone, che non è ancora andato a segno quest'oggi dopo gli 8 gol realizzati nelle ultime 2 uscite. Dos Santos proprio contro l'altro marcatore di giornata. Dos Santos ha la meglio, poi la gioca d'esterno. Sandi non riesce a controllarla. C'è ancora Lipieri, che non ha realizzato, ma è sicuramente uno dei migliori giocatori del pomeriggio e uno dei giocatori con più qualità tra la tantissima qualità quest'oggi. Sandri. Pritoni ci mette una pezza, poi può ancora gestirla. L'ultimo tocco è stato suo, quindi vuole guadagnare anche il fallo laterale. Non ci riesce. Si mantiene così ancora in attacco l'LDFC.
15:08 sul tabellone luminoso piemontese. Sandri deve affrettare le operazioni per non rischiare di perdere il fallo laterale. Va da Lamberti che lascia partire la conclusione. Alta e larga. Vediamo quali saranno le prossime mosse dei due scacchieri. Pritoni in qualche modo con la testa prova a girarla verso la porta. Complicato però qui il lavoro da fare del laterale classe 2004, che riesce ad arrivare sì sulla sfera ma non ad indirizzarla come avrebbe voluto. Dos Santos proprio contro Pritoni. Dos Santos cerca lo spazio e lo trova. Cerbone torna fuori da Sandri. Poi la palla in una zona di conflitto. Non è riuscito Dos Santos questa volta ad allungarsi e recuperarla. Palla così recuperata dalla formazione romagnola con Pieri. Con Errassuni adesso in completa fiducia, guadagna anche questo fallo laterale dopo il bel suggerimento di Victor Butturini. Errassuni nel cuore dell'area, palla fuori per Pritoni che calcia ma Cerbone si immola e mette fuori. Situazione falli che vede 2 falli commessi dalla formazione ospite, un fallo commesso invece dall'LD. Sotto porta Sandri, libera l'area, Dos Santos completa l'opera. Gallo prova ad andare proprio da Sandri. È stato bravo in questa situazione però Butturini, che poi corre e lascia il campo al suo posto Dentini ad immolarsi e a salvare così tutto. Dos Santos. Gallo va sulla banda, la palla non esce, la tiene nel rettangolo, poi prova a metterla dentro. Intervento difensivo di Giacomo Pritoni. Occasioni da una parte, occasioni dall'altra. Più che mai aperta questa sfida di Serie 2 Elite Girone A. Pritoni soffia la palla a Cerbone, poi prova ad andare in un fazzoletto di campo. Qui esagera con la personalità il numero 23, che si porta la sfera fuori. Dos Santos. Blocco di Cerbone, ma Dentini è bravo a rimanere basso. Probabilmente anche subito un fallo in questa situazione. Non ha però protestato il 7, che si è alzato prontamente. Dos Santos prova ad andare in backdoor Gallo. Voleva dargliela a Dos Santos. Gallo poi però era tornato basso. Fuori l'autore del gol Errassuni. Al suo posto Gardelli. Ritorna in campo anche Scavino per quanto riguarda gli uomini di Ganci. Montalti la trova da dietro, va da Gardelli. Fa buona guardia Lamberti. Anticipato da Pieri Scavino. Ultimo tocco poi proprio di Gardelli. 13 minuti e 33 secondi. Ci avviciniamo all'ultimo quarto di questa partita. Scavino ancora al 72, insiste, prova a metterla in mezzo. Ennesimo intervento difensivo di Pieri, che ci ha fatto vedere anche in questa situazione il motivo per cui ha giocato anche in Serie A ed è esordito in Champions. Gardelli, Dentini già dall'altra parte, ma Nicolò Sandri si allunga e mette fuori. Poi c'è stato anche un rimpallo che però non ha premiato il 6. Che intervento, ha salvato praticamente i suoi da un'azione pericolosissima. Gardelli 1 contro 1 con Belsito, che trova lo spazio, gliela sporca e mette fuori. Ci sono tantissime sfide nella sfida quest'oggi. Zandoli, anticipone di Sandri, poi finta va da Scavino che conclude, arriva al palo, viene pareggiato il computo dei pali e poi in un secondo momento Sandri non ha trovato la porta, non c'entra i pali il 6, ma che occasione di riportarsi per la seconda volta in vantaggio dell'LD. Proprio quel palo che era stato colpito nel primo tempo da Gardelli viene scheggiato questa volta dall'LD con Leo Scavino. Dentini con una finezza per Gardelli che prende posizione, viene poi raddoppiato da Sandri. Dentini contro Scavino. Dos Santos toccato dietro duro, tutto regolare. Prova poi Pritoni in qualche modo a tenerla lì. Scavino però è bravo a mettere il corpo tra palla avversario e a far finire così la sfera fuori. Facciamo sentire anche un po' il pubblico del Palasport di Caramagna, che non ha ancora smesso dal calcio d'inizio di farsi sentire, di spingere i giocatori in campo
con la divisa nera quest'oggi. Belsito, Scavino, si abbassa l'LD che però poi trova Dos Santos. Grande intervento qui di Pritoni. Zandoli poi controlla, va da Gardelli, 1 contro 1 con Pablo Belsito. Non ha trovato lo spazio Gardelli, quindi va saggiamente dietro. Pritoni ancora, serie di finte contro Dos Santos, lo lascia lì Dos Santos che poi guarda anche Pritoni. Poi il 17 va a sincerarsi delle condizioni di Giacomo Pritoni. Pritoni che lascia il campo, al suo posto Traversari. Zandoli, Montalti, col mancino va da Gardelli che la mette giù con una zampata. Traversari appena entrato, va! E attento sul primo palo però Lamberti, che controlla e la rende subito giocabile per Dos Santos. Gardelli ancora a fare la voce grossa, Traversare ad aiutarlo. Situazione adesso di 3 contro 2 con Belsito che va da Sandri. Sandri aveva visto Scavino, Zandoli ci ha messo una pezza e dall'altra parte poi Sandri ci mette un'altra pezza. Riesce a controllarla, va da Scavino, c'è spazio sul lato debole. Dos Santos per Belsito, 1 contro Montalti che si allunga e con la punta del piede destro salva i suoi. Quante emozioni in questo secondo tempo. Dos Santos, Sandri da fuori, pesa la conclusione. In 2 tempi Montalti fa sua la sfera. Poi ancora Montalti per Traversari che va di prima da Gardelli. Era quasi una sorta di lob il suo. Capita però l'intenzione del giocatore di mister Osimani dall'LD che mette fuori Zandoli. Il 2 va dal 7, Dentini quindi per Gardelli, il dominicano lotta ancora, fa la voce grossa lì nel cuore del centrocampo, quindi Traversari, Sandri prova ad allungarsi, riesce così a recuperare una preziosa palla. Tantissima energia in ogni azione di gioco da parte di Nicolò Sandri, che quest'oggi non ha ancora trovato il gol, ma ha già trovato la marcatura in 5 occasioni in questa Serie 2 Elite 24-25. Belsito in buca, ma Dentini recupera tutto. Gardelli poi 1 contro Belsito, da fuori Zandoli fa la cosa giusta, lancia più lontano possibile con le mani Lamberti per Belsito. C'è un contatto, ne approfitta Vincenti che vorrebbe poi una deviazione fuori area di Montalti. Non è dello stesso avviso però la coppia arbitrale. Sandri da fuori, Belsito ancora in attacco in questa occasione. Protesta adesso del pubblico di Fede LDFC. Scavino, Vincenti fuori per Belsito che sta andando vicino a trovare il primo gol con questi colori. Sandri Belsito, anticipo di Traversari, Gardelli danza sul perno, poi con la suola ripulisce tutto. Dentini, Traversari, 1 contro 1 con Belsito, prova a mettersi in proprio. Traversari, parata di Lamberti. Che giocata qui da parte del 14 classe 2005, prodotto del vivaio della formazione romagnola, che se ne va sulla banda di sinistra, lascia partire la conclusione e trova però ancora una volta pronto, preciso e reattivo Enrico Lamberti tra i pali. Si ripartirà con Dentini, corner dalla destra per la formazione romagnola. Ha capito tutto Scavino che va già dall'altra parte. Sandri controlla, alza la testa, preferisce andare dall'altra parte. Qui Dentini si accontenta di un fallo laterale. Aveva capito che Scavino non ci poteva arrivare, ha così lasciato scorrere con esperienza la sfera fuori. Gardelli lotta con Sandri, ultimo tocco del vice capitano dell'LDFC. Stanno provando in questa fase della partita anche i giocatori più esperti a far valere tutta l'esperienza in questa disciplina meravigliosa. Uno di questi sicuramente è Enrico Zandoli che orchestra per Butturini, quindi Gardelli chiede scusa, poi Butturini, l'abbiamo sentito anche qui, scusa Gardo, si riparte con l'LD. Scavino, l'ex Orange Fuzzalasti, Vincenti, Sandri. Non stava guardando in questo momento l'azione Scavino, Gardelli invece sì la recupera, poi Sandri con l'ennesimo break della sua partita, solida e importante come sempre. Ancora il giocatore braidese, cresciuto con
questi colori. Ancora Sandri, prova ad andare ma Montalti dice di no, poi Cerbone guarda il proprio compagno, avrebbe voluto la palla lì nel centro dell'area. Il bomber ex l'84. Scavino si prende la banda di sinistra, poi va da Vincenti, ultimo in questa situazione, così come gli viene ricordato da Lamberti. Ancora Vincenti, diagonale per Sandri che controlla, non riesce però ad andare via. Si è trovata la palla lì sotto la suola. Bisticcia questa volta con lo stop Nicolo Sandri. Palla così persa dall'LD. Palla persa da una parte, palla persa dall'altra. Con la Futsal Cesena che in questa situazione forse ha un po' troppa fretta di cercare la verticalizzazione. Non conclude di fatto nulla. Scavino. Tanti minuti sul parquet per lui in questo secondo tempo. Cerbone ancora Scavino. È tornato anche Rassuni, autore dell'unico gol di questo secondo tempo. Gol pesante che per adesso vale un punto ai suoi. Poi prova la giocatola Scavino sulla banda. Viene fermato in modo sicuramente ruvido. Ci sono le proteste di Cerbone, ma che giocata aveva fatto Leo Scavino. Non l'ha presa bene il Rassuni, che ha accompagnato non troppo gentilmente fuori dal rettangolo il classe 2002 cresciuto con la maglia orange. Poi Arrassuni chiede anche scusa a Scavino, che se n'era andato con la bicicletta. Giocata di grandissima classe da parte di Scavino. Che rimane comunque in campo nonostante il colpo subito. Andato a sbattere contro la protezione. Scavino gioca ancora proprio contro Arrassuni. Quindi Cerbone. Scavino allarga per un compagno, poi Montalti di precisione. Scavino va a fare la voce grossa contro Arrassuni. Lo ferma, lo supera. Ancora Scavino. C'è il fallo commesso. Anzi no, la palla è uscita. Sarà semplice fallo laterale. C'è qualche protesta ancora che continua in questo secondo tempo. Non è stato fischiato un fallo, ma è stata fischiata la palla out. Dos Santos chiude la verticale. Errassuni controlla ancora il 18, poi la tocca per un compagno di squadra che lascia partire la conclusione. Palla alta sopra la traversa. Occasione Futsal Cesena, che rimane concentrata con la testa nella contesa. Con Pritoni che aveva fatto partire un buon tiro da una posizione defilata. Palla non di molto alta sulla traversa della porta di Lamberti. Dos Santos, Cerbone. Cerbone contro Pieri, ancora l'11. Pisa per Dos Santos che non conclude. Se la porta lì nell'angolo, poi torna fuori da Scavino che imbuca per Vincenti. Palla fuori per Cerbone, lascia partire la conclusione. Mamma mia, che gol di Daniele Cerbone, che vuole sentire tutto il suo pubblico. Gol meraviglioso, il 13° della stagione di Daniele Cerbone. LDFC 2, Futsal Cesena 1. Sono 13 le perle di Daniele Cerbone in questa stagione. 13 gol pesantissimi, il 9° nelle ultime 3. Cerbone qui viene fermato da Pieri. Per un attimo si è toccato anche il taschino il direttore di gara, che poi decide di non sanzionare questo intervento falloso di Pieri, proprio ai danni di Cerbone. Adesso tutta la panchina dell'LD in piedi. E arriva l'ammonizione ai danni di Pablo Belsito, probabilmente il più energico nelle proteste. Viene così ammonito l'ex Came Treviso. Si ripartirà con un calcio piazzato. 7 primi e 7 secondi ancora da giocare. L'LD si è riportata in vantaggio grazie alla magia, l'ennesima di questa stagione, l'ennesima della sua carriera, di Daniele Cerbone. C'è solo un richiamo arbitrale in questa situazione per l'ex Feldieboli. Rincorsa lunga di Scavino. Il 72 si appoggia
Vincenti non riesce a trovare nessun compagno. Si ritorna dietro, ancora con Scavino. Palla per Dos Santos tra le linee. Bravo qui il 17 in un primo momento, non in un secondo, perché ottimo il lavoro di Pritoni, che però poi non riesce a controllarla. Ancora in attacco l'LD, che vuole cercare di allargare in modo definitivo la forbice. Dos Santos, spazio per Scavino, non attacca l'uomo e va da Dos Santos con la 17 che la nasconde con una magia, scheggia il palo esterno della porta di Montalti. Mamma mia, quanta classe in questa conclusione da fuori del brasiliano classe 96. Pritoni, ancora Dos Santos, anche in fase difensiva, poi si mette in proprio, la controlla, ancora il 17. Uno sguardo al taglio di Vincenti, non c'è lo spazio, la ripulisce per Scavino. Traversare ha capito però tutto, va dall'altra parte, ma ancora Dos Santos. Quanto gasa questo giocatore, ragazzi. Quanto gasa il numero 17 dell'LDFC. Non una storia facile la sua, anche per via di un problema di salute che l'ha tenuto un po' fuori dai campi di futsal, ma adesso che ha recuperato al meglio sta facendo vedere tutte le sue qualità. Tiro da fuori nel frattempo di Pritoni, deviazione della difesa, corner da destra per la futsal Cesena. Qui ha provato a cercare qualcuno, una deviazione vincente nel centro dell'area, Butturini. Purtroppo per lui però nessun compagno appostato nell'area della porta difesa da Lamberti. Scavino, che non ha ancora trovato la marcatura ma ha fatto vedere grandissime cose quest'oggi. Sandri poi va da Gallo. Arriva con qualche attimo di ritardo il giocatore torinese. XL 84. Montalti. Palla per Traversari che la domestica, poi però c'è Scavino. Bella questa sfida tra due giocatori giovani che hanno ancora tanto da dire al futsal nazionale. Uno che ha già detto invece tantissimo al futsal nazionale è sicuramente Cristian Gardelli, che ritorna in campo. Zandoli, proprio all'indirizzo di Gardelli, che non la tiene però sul rettangolo. Sandri, Gallo, Cerbone. Sandri ancora per Gallo. Due grandi amici anche fuori dal campo. Cerbone si accentra, serve Gallo, capito tutto però Zandoli, che poi la rende lì disponibile a Montalti, che abbandona la propria area. Scodella per Gardelli, bel sito con la testa. Dentini però la rende ancora giocabile per i suoi. Gardelli quindi viene anche raddoppiato con l'aiuto di Gallo, riesce a tenerla in campo. Zandoli la fa girare molto bene adesso su tutto il perimetro la futsal Cesena, nonostante la pressione asfissiante dell'LD, che recupera la palla con bel sito, due volte di testa, libera, più veloce di tutti però Dentini, poi Sandri a portarla via. Situazione di 3 contro 2 con Sandri che allarga per Cerbone, la palla stava per arrivare nuova Sandri. Montalti spacca la partita, 2 contro 1 con Montalti che sfida Lamberti. Mamma mia, che gol di Montalti, il 10° gol della sua carriera, ha spaccato letteralmente il campo, cost to cost vincente, e la palla ritorna a metà campo con le due squadre sul 2-2. Raggiunge la doppia cifra in carriera con la maglia della futsal Cesena. Andrea Montalti, avevo parlato delle sue capacità offensive in apertura della telecronaca, ci ha fatto vedere il motivo per cui ogni tanto scrive anche il proprio nome sul tabellino dei marcatori. 2-2 quando mancano 5 minuti, praticamente un overtime del basket. Oanea a dare ancora energia ai suoi, ci prova il capitano da fuori, deviazione a mettere fuori Zandoli. Poi si ferma proprio Andrea Montalti. Qualche problema per Montalti, speriamo naturalmente nulla di grave. Va a sincerarsi delle condizioni dell'estremo difensore romagnolo, anche lo sportivissimo capitano Anea. Si è rialzato il numero 1, che sembra poter proseguire per questo finalissimo, con il risultato più che mai in bilico, 2 volte in vantaggio nelle DFC, 2 volte però la futsal Cesena che ha impattato. 2 volte in vantaggio nelle DFC, 2 volte però la futsal Cesena che ha impattato. 2 volte in vantaggio nelle DFC, 2 volte però la futsal Cesena che ha impattato. 2 volte in vantaggio nelle DFC, 2 volte però la futsal Cesena che ha impattato. 2 volte in vantaggio nelle DFC, 2 volte però la futsal Cesena che ha impattato. 2 volte in vantaggio nelle DFC, 2 volte però la futsal Cesena che ha impattato. 2 volte in vantaggio nelle DFC, 2 volte però la futsal Cesena che ha impattato. 2 volte in vantaggio nelle DFC, 2 volte però la futsal Cesena che ha impattato. 2 volte in vantaggio nelle DFC, 2 volte però la futsal Cesena che ha impattato. 2 volte in vantaggio nelle DFC, 2 volte però la futsal Cesena che ha impattato. 2 volte in vantaggio nelle DFC
Dentini poi recupera anche questa. Gardelli va ancora da Dentini. Il numero 7 si appoggia a Gardelli che prova a girarsi. Belsito non commette fallo. Poi Dentini in qualche modo a cercare di rompere il tentativo di contropiede dell'LD. Riesce a fare tutto quello che voleva. Gallo controlla, si appoggia a Doanea. Il capitano predica calma, non trova però spazio da quella parte. Va allora da Belsito che si allarga sulla destra per Gallo. Col mancino va da Belsito Gallo che allarga con il destro. Anea prova di prima a giocarla per Gallo. E ottima però la difesa! Ma sul secondo tentativo arriva il gol di capitano Anea. L'LDFC è in vantaggio per la terza volta del pomeriggio. E LDFC 3, Futsal Cesena 2. Che partita stiamo vivendo in questo secondo tempo. Quanto ci stiamo divertendo, quanto è bello questo sport. Quanti giocatori meravigliosi ci sono tra le file di LDFC e Futsal Cesena. 4 minuti ancora da giocare. Vediamo se giocherà anche la carta del power play del portiere di movimento, mister Roberto Osimani, per provare ad agganciare ancora una volta nella contesa gli avversari. Montalti, Cerbone con il petto, controlla, si gira, 1 contro 1 con Zandoli, ancora Cerbone, la tiene lì, limite dell'area, Gardelli la recupera, scivola, Vincenti gliela soffia, poi Zandoli mette fuori. I giocatori in campo, a giudicare anche dal linguaggio del corpo, sembra che abbiano appena cominciato di giocare questa partita. Ancora tutti nel vivo delle forze, con Cerbone, Gardelli scivola, la tiene in campo solo per un momento, poi è bravo a metterla fuori ed evitare rischi. Dos Santos, Lamberti per Cerbone. Ha capito l'intenzione del compagno, avevamo chiamato il power play, lo sfrutta subito quando mancano 3 primi e 30 secondi. La Futsal Cesena in campo con il quinto di movimento. Vediamo se riuscirà a sfruttare in fase offensiva la superiorità numerica il team di Cesena. Dentini, pressione subito alta di Vincenti. Gardelli ancora. Pieri. Adesso si abbassa naturalmente a rombo l'LD. Gardelli. Butturini. Poi Dentini. Dall'altra parte per Pritoni. La gioca ancora sull'ultimo Dentini. Invece il vertice del rombo è Daniele Cerbone per quanto riguarda l'LD. Pieri. Dentini. Gardelli. Dentini. Buona qui la giocata ancora della Futsal Cesena. Cesena va lato lato, tentativo poi di andare basso da Gardelli, riesce. Buono però Belsito ad uscire. Dentini ci prova da fuori Dentini. Possesso ancora però per Cesena. Prova a lanciarsi Vincenti, mette fuori per non rischiare guai peggiori Pritoni. Deve ritornare così in porta Montalti naturalmente. Quando la palla ce l'ha l'LDFC, ritorna in porta l'estremo difensore ospite. Cerbone con la testa per Dos Santos, più avanzato dei suoi. Non si gira subito, non ha fretta l'LD, preferisce andare fuori. Cristian Xavier Dos Santos da Belsito, fraseggiano ancora l'argentino e il brasiliano. Palla c'è, palla non c'è di Dos Santos, che poi si accentra ancora al 17, non salta un ottimo Pieri. Dall'altra parte situazione di 3 contro 2, col 21 che va da Dentini, esce Lamberti, che poi esulta come se avesse fatto un gol. Mamma mia, quanto è uscito forte e bene soprattutto Enrico Lamberti. Pieri trova anche il tempo per mettersi a posto le suole degli scarpini. Dentini, Butturini, Gardelli non la controlla. L'ultimo tocco però è stato di un giocatore dell'LD secondo il direttore di gara. Si stava allontanando anche lo stesso Gardelli. Suona la sirena, time out richiesto dalla panchina della Futsal Cesena. 60 secondi anche per noi prima di vivere tutti insieme questi ultimi 100 secondi di LDFC Futsal Cesena.
Ritornano in campo i protagonisti di questo avvincente nono turno del campionato di Serie A2 Elite, girone A, con l'LD in vantaggio di una lunghezza 3-2 sulla Futsal Cesena, che adesso attacca con il portiere di movimento Pritoni, ancora per Dentini, il 7 Gardelli, poi allarga sul secondo palo per Pritoni che non trova la porta da 2 centimetri. Che occasione che ha avuto il 23, graziata qui l'LD con Pritoni solo soletto sul secondo palo. Non è riuscito però il 23 a trovare la porta. Cambia per questa azione d'attacco mister Ganci, rimettendo in campo giocatori più offensivi, e poi naturalmente appena la palla passa agli avversari si mette in campo un quartetto più difensivo, con il ritorno sul parquet di Nico Sandri e Leonardo Scavino. Dentini, porta adesso naturalmente sguarnita, deve correre qui Butturini, ritorna in campo dopo aver lasciato la pettorina Montalti, autore di una grande partita tra i pali, anche di un grandissimo gol, un cost to cost vincente. Lamberti, da portiere a portiere, due giocatori che si meritano grandissimi applausi per questa grandissima partita. Pieri, Gardelli, Pritoni, quindi hanno trovato l'appoggio giusto, deve affrettare le operazioni il team di Cesena. Scavino, imbucata per Cerbone, che tocca per Belsito, e col piedone ancora una volta Montalti a mettere una pezza, a dire di no al poker dell'LD. Dos Santos, Belsito, la comoda per Lamberti, con la testa Pieri, stoico anche quest'oggi, serie di finte poi di Dos Santos che si trascina la palla fuori dal campo. Ultimi 38 secondi. Siamo davvero arrivati ai titoli di coda che però potrebbero cambiare l'esito di questa partita da un momento all'altro. Anche lo spettacolo di questo sport, che fino alla fine ci potrebbe essere un capovolgimento di fronte, con un passaggio rapido tra vincitori e vinti. Pieri, 24 secondi, un'azione della pallacanestro, Gardelli, fuori, Dentini, blocco di Pieri, Gardelli controlla, tira, Lamberti sul primo palo, la porta è sguarnita, non tira Cerbone, la lascia lì per Scavino, poi Cerbone voleva la palla per Sandri, che era ancora rimasto però basso, ancora una possibilità così Cesena con 8 secondi, Pieri, ancora il 21, palla per Pritoni, Scavino se la va passare, arriva Gardelli sulla sirena, ma finisce qui con l'LDFC che trova la terza vittoria consecutiva e sale così a quota 19 punti in campionato. Rimane ferma a quota 8 punti la Futsal Cesena, che però ha venduto carissima la pelle quest'oggi sul parquet piemontese del Palasport di Caramagna Piemonte. Un saluto e un ringraziamento a voi tutti appassionati di futsal, amici della divisione Calcio a 5 da Enrico Longo, e ai prossimi appuntamenti, alle prossime sfide di questo meraviglioso sport chiamato futsal.